Ciao, bentornati nel mio canale. Io sono Agata e oggi parlerò con voi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che era già da tanto che avevo intenzione di realizzare un video apposito, però poi, grazie alla mia fantastica interattiva community su Instagram, dove io lancio i miei sondaggi, chiedo pareri, chiedo cose, faccio cose. Comunque, se non mi segui su Instagram, mi trovi qui con questo nick Agata Chic non impegna. Ed è proprio grazie ad alcuni sondaggi lanciati nelle mie stories mesi fa che sono riuscita a raccogliere un bel po' di domande, un bel po' di dubbi, un bel po' di curiosità in generale per quanto riguarda l'argomento che affronteremo oggi, ovvero la coppetta mestruale. Quindi se sei un maschietto probabilmente questo video non ti interessa, anzi se vuoi e pensi che possa interessare a qualcuno, condividilo così magari informiamo altre donne dell'esistenza della coppetta mestruale. Ebbene sì, perché alcune donne purtroppo ad oggi non sanno neanche cos'è. Ma in questo video ti dirò cos'è, come funziona, i pro e i contro. Ci tengo a precisare che non è un video sponsorizzato, non è un video in collaborazione con, no, è solamente la mia esperienza personale, la mia recensione personale per quanto riguarda la coppetta mestruale, che io ho comprato circa un anno fa, e quindi dopo averla testata, dopo aver fatto un bel rodaggio, adesso ti posso parlare della mia esperienza, ti posso raccontare la mia esperienza. Allora, mi sono preparata il PC accanto perché ovviamente non mi potevo ricordare tutte le domande, tutte le curiosità che mi avete scritto su Instagram. Allora, ma iniziamo dal principio. Cos'è la coppetta mestruale? La coppetta mestruale altro non è che un contenitore che raccoglie il nostro ciclo mestruale. È realizzata in silicone medicale. La mia è così in colore, ma esistono anche di tanti altri colori volendo. Beh, poi ti faccio vedere, ti dico anche dove l'ho comprata io, ma sappi che in commercio ce ne sono mille tipi, mille colori, mille grandezze, no, perché ora te lo spiego, ora vengo e mi spiego. Allora, lei sostituisce gli assorbenti interni ed esterni usa e getta, dura circa 10 anni ed è adatta a tutte le donne e a tutti i tipi di flusso. Lei ti permette alla tua pelle di non stare tutto il giorno a contatto con il sangue. Nonostante io non soffra di particolari problemi di pelle, questa è una cosa che mi dava parecchio fastidio, e anche in odore, quindi già ho reso l'idea. Ma veniamo al dunque e a come si utilizza la coppetta mestruale. Allora, la coppetta mestruale va bollita in un pentolino che ovviamente useremo solo per fare queste cose, lo specifico non si sa mai. E va bollita prima di utilizzarla e alla fine, quando non la dobbiamo utilizzare più. Durante i giorni del ciclo, invece, dopo esservi lavate le mani, basta semplicemente svuotarla nel water, sciacquarla sotto il rubinetto e reinserirla. Una delle domande che mi è stata fatta è questa: e se non sono a casa, come faccio a svuotarla e reinserirla? Poco male. Allora, partiamo dal presupposto che nella maggior parte dei bagni c'è il lavandino all'interno, e quindi in questo caso la svuoti, la sciacqui e la reinserisci. Nel caso in cui nel bagno dove ci troviamo non c'è la disponibilità di un lavandino per sciacquarla, cosa facciamo? O possiamo comprare uno di quei contenitori che si piegano, quei bicchieri pieghevoli in silicone credo che siano, da tenere in borsa, magari riempire d'acqua prima di entrare in bagno e poi con quello stesso sciacquare e reinserirla, oppure semplicemente, banalmente, come mi è capitato a me quest'estate, in un bagno non c'era il lavandino dentro, l'avevo già visto ma mi ero portata, pensandoci, una bottiglietta di acqua, quindi l'ho sciacquata e poi l'ho potuta reinserire.
Un'altra cosa che mi avete chiesto è ogni quanto va svuotata. In teoria va svuotata ogni 8 ore, ma io la metto la mattina, a pranzo la svuoto, la sera prima di andare a letto la risvuoto di nuovo, perché sì, puoi indossarla anche per andare a dormire. Un'altra domanda gettonatissima è stata: come la inserisco? Niente di più semplice. Allora, se cerchi anche su Google ci sono tante tecniche, tante pieghe da fare. Ti metto anche qui un'immagine che ho trovato che ti fa capire facilmente come si inserisce. È molto morbida, quindi non pensare che sia una cosa veramente difficile. È più facile a farlo anziché a spiegarlo, fidati. Un'altra domanda è: la posso usare anche di notte? Sì. La posso usare se faccio sport? Sì. La posso usare se nuoto, se faccio il bagno? Assolutamente sì. Un'altra domanda è stata: ma non gocciola? Non ti sporchi? No, non ti sporchi e non gocciola, soprattutto anche perché una volta inserita bene questa crea una specie di effetto ventosa che non permette la fuoriuscita di sangue da nessuna parte. Difatti, per tirarla fuori non si deve tirare il gambetto, ma si deve solamente schiacciare un po' qui in modo tale che passa l'aria e toglie questo effetto ventosa e poi viene fuori facilmente. Allora, una paura che accomuna molte donne che sono incuriosite ma ancora non hanno provato la coppetta è questa: e se non riesco a toglierla? Ragazze, non è che è un pozzo senza fondo. Poi, come ti ho fatto vedere in quel disegnino prima, la coppetta va meno in profondità dell'assorbente interno, quindi fidatevi, è più facile a dirsi, anziché basta solamente avere un po' di confidenza con il proprio corpo e comunque fare un po', bisogna fare un po' di pratica, bisogna fare un po' di prove. Alla fine è come quando metti per la prima volta l'assorbente interno, oppure come quando usi per la prima volta le lenti a contatto. Altra domanda: quale compro? Allora, tecnicamente, prima di acquistare la coppetta mestruale, bisognerebbe andare da una professionista e fare una valutazione del pavimento pelvico. Do you know pavimento pelvico? Se non sai di cosa sto parlando, ti lascio qui, dove compare la I, l'intervista che ho fatto all'ostetrica Schilirò. Proprio in quell'intervista abbiamo parlato anche della coppetta, ma il tema principale era il pavimento pelvico, quindi guarda qui per capire un po' di cosa stiamo parlando. Comunque in commercio ci sono più o meno 3 taglie: la coppetta per le ragazzine, diciamo le adolescenti, la coppetta per chi non ha partorito naturalmente, la coppetta per chi ha partorito naturalmente. Ma non immaginate che siano grandi chissà quanto. Quindi, per rispondere a questa domanda, qual è la coppetta più adatta a te, io ti consiglio di parlare con una professionista e valutare il tuo pavimento pelvico. Questa che ho io l'ho presa su Amazon, ti lascio il link nell'info box, ed è il brand è Organic Cup. A parte, vabbè, la confezione che è fantastica, perché è una scatolina che si apre completamente e all'interno ha tutte le spiegazioni: come pulirla, come inserirla, come toglierla. Presenta quella che ho io di questa marca, che è taglia B, in teoria è quella più grande, con un sacchettino di cotone dove riporla quando non la si utilizza, dopo averla sterilizzata ovviamente, e basta. Ma veniamo, e costa circa 30 euro se non mi ricordo male. Comunque ti lascio il link nell'info box, così se vuoi andare a dare un'occhiata puoi vedere. Ma veniamo al dunque e andiamo a considerare i pro dell'utilizzo della coppetta. Pro della coppetta mestruale: è più igienica, perché il sangue si raggruppa tutto lì dentro e non sta a contatto con la pelle. Evita quella fastidiosa sensazione di umido
che ti regalano gli assorbenti normali, quelli sullo slip. Evita la secchezza e il fastidio degli assorbenti interni. Evita gli odori, è comoda perché il materiale con cui è realizzata la rende praticamente impercettibile. Il silicone medicale è un materiale anallergico, a differenza delle fibre sintetiche con cui sono realizzati gli assorbenti. È ecologica perché si evita di produrre tonnellate di materiale usa e getta. È economica perché ne compri una e ti dura un bel po' d'anni. Per quanto riguarda il discorso ecologico, leggo per essere più precisa, secondo una stima, ogni donna nell'arco della sua vita utilizza circa 12.000 assorbenti. Sono rifiuti indifferenziati questi, non si possono recuperare o riciclare e sommali a pannolini per bambini, pannoloni, tamponi interni, esterni, quindi capisci bene che l'ambiente, se iniziamo tutte ad usare la coppetta mestruale, ci può solo ringraziare. Se sei una di quelle donne incuriosite che vorresti provare ma ti consiglio di acquistarla, magari dopo aver parlato con un professionista e valutato il tuo pavimento pelvico, acquistarla e prima di iniziare ad utilizzarla fare delle prove. Conosci un po' di più il tuo corpo, conosci un po' di più l'aggeggio e pian piano, una volta che capirai come inserirla, come rimuoverla, vedrai che non ne potrai più fare a meno. Io spero con questo video di aver convinto almeno una di voi a svoltare usando la coppetta mestruale. Per il resto, se avete altri dubbi o domande che mi volete fare, mi trovate sempre su Instagram oppure mi potete anche scrivere qui sotto tra i commenti. Io vi leggo e appena posso vi rispondo volentieri. Spero che questo video ti sia stato utile. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto e ti piacciono i miei contenuti, iscriviti al mio canale e compratevi la coppetta mestruale. Ve lo dico io, provala e fidati che non ne farai più a meno. Ciao, alla prossima. Ciao, bentornati nel mio canale. Io sono Agata e oggi parlerò con voi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Dunque, iniziamo dal principio. Che cos'è la coppetta mestruale? La coppetta mestruale altro non è che un contenitore, appunto una coppetta. Dai, c'è una zanzara gigante, aspetta. Che la schiaccio. Maledetta, sei tu che ci stai sbranando in questa casa. Ma ti troverò e ti ucciderò, sappilo. L'ho presa, yeah! L'ho uccisa, yeah, yeah! Ok. Hanno figliato queste zanzare comunque in questa casa, eh? D'accordo.